Lo sport vince insieme a chi lo pratica e a chi fa il tifo. La prima edizione del Supercross a Cassola per esordienti è stata un successo. Oltre 100 i piccoli partecipanti di GS Marconi, Marostica Vimar, Atletica Vicenza e Atletica Grumolo. Cornice dell'evento è stato il Parco Verde di San Zeno. Il quadro invece si è colorato con la passione e l'impegno delle magliette orange, gialle, bianche e azzurre. Gare miste con i più piccoli che si sono cimentati su una corsa di circa 250 metri, mentre i più grandi si sono sfidati su un percorso doppio. E dopo le campestri è toccato alle maxi staffette pendolari, sempre miste e con squadre multiteam. La particolarità è stata nel fatto che i ragazzini dovevano girare intorno a una boa rappresentata da un papà, una mamma o un atleta più grande. Chi ha vinto? Tutti. Le premiazioni sono state infatti uguali per ciascun partecipante e senza classifiche di sorta, con ristoro finale a cura del gruppo Alpini di San Zeno.